Allarme profughi. Dopo i recenti drammatici sbarchi, la questione accoglienza diventa più che mai impellente. È prevedibile, spiega il prefetto di Venezia Domenico Cuttaia in una nota, che nei prossimi giorni ci siano nuove assegnazioni oltre a quelle già annunciate. Una situazione difficile che spinge il prefetto Cuttaia, coordinatore delle prefetture in materia di profughi, a lanciare un appello anche agli enti privati a mettere, scrive sempre la nota, a disposizione edifici, appartamenti, ambienti da adibire ai provvisoria sistemazione delle persone che giungono. Ovviamente aggiunge sulla base di apposite convenzioni. Richiesta che lo stesso prefetto ha già in parte annunciato lunedì al termine di un vertice sulla questione, invitando i sindaci ad un'opera di sensibilizzazione. C'è bisogno anche della collaborazione di tutti, dei sindaci in particolare, perché venga svolta una sensibilizzazione nei confronti di tutti per poter acquisire ulteriori spazi di accoglienza. Un invito a collaborare ai sindaci o quantomeno a non ostacolare, sottolinea il prefetto. La ricetta, spiega, rimane quella della sistemazione diffusa sul territorio di limitati gruppi di persone. Per evitare concentrazioni, per evitare forme che sarebbero recepite in maniera molto negativa dalla popolazione come requisizioni e quant'altro. Quindi manteniamo questa linea. Lascia ancora uno spiraglio aperto il prefetto e scrive: soluzioni invasive quali l'installazione di una tendopoli rimangono un'ipotesi da utilizzare come estrema ratio, ma poi fa notare che in alcune regioni confinanti la soluzione è già stata adottata. Massima apertura, sempre disponibile a ricevere proposte e suggerimenti da parte degli enti locali, conclude il prefetto Cuttaia, ma rimarca anche che rimane fermo e ineludibile il dovere dei prefetti di fornire accoglienza ai migranti assegnati al territorio.